Buona domenica e benvenuti a questo primo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca perché è stato ritrovato sano e salvo alle 8 di questa mattina nei pressi della Casera Montefara il 65enne di Zoppola che si era perso ieri sera mentre scendeva dalla cima del monte. Lui stesso aveva lanciato l'allarme alle 19 spiegando di aver raggiunto la cima alle 16 e poi di aver iniziato la discesa perdendosi nel bosco senza via d'uscita. La Sores aveva allertato la stazione di Magnago, ma poi l'uomo non è stato più raggiungibile al telefono. L'uomo ha trascorso la notte nel bosco e con le prime luci del giorno si è rimesso in cammino raggiungendo la casera. Le ricerche sono riprese alle 6 di questa mattina e hanno visto l'impiego anche dell'elicottero della Protezione Civile da Tolmezzo. Sul posto si erano recati anche a rinforzo i soccorritori della stazione di Pordenone e Valcellina del Soccorso Alpino. Perde il controllo della sua Audi e carambola contro auto e scooter parcheggiati. È successo nella serata di ieri intorno alle 23:30 quando per causa in corso di accertamento da parte del radiomobile di Aurisina un quarantenne triestino ha perso il controllo della sua Audi in via Campo Romano a Opicina nel comune di Trieste. Violento l'impatto contro auto e uno scooter parcheggiati a bordo strada. Il conducente dell'Audi è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Non è in pericolo di vita. Sul posto, insieme ai carabinieri del radiomobile e ai vigili del fuoco del distaccamento di Opicina per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Una cinquantina di migranti sono stati rintracciati questa mattina dalla Polizia di Stato nella zona di Trieste ai confini. Sono in corso le operazioni di identificazione. Nella serata di ieri, poi a Udine, in via Cividale, i carabinieri della stazione di Feletto Umberto hanno rintracciato un cittadino migrante di nazionalità pakistana di 27 anni, in buone condizioni di salute, irregolare sul territorio nazionale. Ha chiesto asilo, è stato accolto all'ex caserma Cavarzerani, avviato a triage e quarantena fiduciaria. Denunciata per evasione in stato di libertà una donna di 43 anni di Campoformido. Sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, autorizzata a raggiungere l'ufficio dell'INPS di Udine, si è intrattenuta in un luogo diverso, senza un motivo giustificato, rendendosi anche responsabile del furto di diversi generi alimentari ai danni di un supermercato di Udine di via Vittorio Veneto. A deferirla a piede libero sono stati i carabinieri della stazione di Feletto Umberto. La comunità etiope in Friuli ha festeggiato ieri il Kudus Ioannes, il Capodanno 2014, secondo il loro calendario. A Teor è stato organizzato un pranzo di beneficenza per raccogliere fondi da destinare alla regione del Tigray, devastata da una guerra che chiedono non sia più ignorata dall'Occidente. Sentiamo. Per noi è Capodanno del 2014. Con cui abbiamo preparato un pranzo di beneficenza invece di festeggiare solo per noi, anche per ricordare i nostri fratelli e amici che sono in Tigray, che sono colpiti dalla guerra che è in corso. Da 10 mesi che c'è guerra in corso, fino adesso c'è tutto il lockdown delle comunicazioni, tutti i tipi di servizi, non c'è niente. Quindi la gente c'è in grande sofferenza, anche morte di fame, fino adesso che proprio ci sono gente che stanno morendo di fame. Io sono da 13 anni qui in Italia, in Friuli specificamente, e sentivo fino a 10 mesi fa, adesso non sento chi c'è nel Tigray, e invece sento chi è nella capitale dell'Etiopia, però anche quello che vivono in capitale dell'Etiopia non arrivano a sentire chi c'è nella regione, perché nella regione da 10 mesi non c'è internet, non c'è telefonia, non c'è nessun modo di comunicarsi con le famiglie. Noi vogliamo chiedere all'Italia che anche portavoce ci faccia sentire che anche loro si preoccupano di genocidio che sta succedendo nel nostro paese. Sono più di 10.000 donne che sono state violate. Qui non sentiamo che parlano. Non sentiamo che proprio ci sentiamo soli, vogliamo chiedere all'Italia che noi ci teniamo, siamo italiani, quindi vogliamo che anche l'Italia faccia la sua parte. Genitori e personale scolastico della scuola elementare di Rorai Piccolo hanno chiesto di risolvere le problematiche che si presentano durante i periodi di pioggia
nel cortile della scuola del paese, situazioni che provocano disagi al rientro degli scolari nelle classi. Il sindaco Marco Sartini ha quindi annunciato di aver messo in atto un inedito intervento mirato a risolvere il problema, modellando il terreno per livellarlo e soprattutto realizzando nel sottosuolo del cortile scolastico una rete di tubazioni che raccolgono le acque e le convogliano sulla rete stradale. Questo intervento dovrebbe accelerare l'asciugatura del cortile per favorire il gioco all'aria aperta dei bambini in ogni stagione dell'anno. L'intervento dovrebbe risolversi in poche settimane. Presentata la nuova stagione del Teatro Giovanni da Udine con tanta voglia di normalità dopo le chiusure causa Covid. Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione spettacoli. È la numero 25, programmata con l'irresistibile desiderio di normalità per riscoprire di nuovo il piacere di andare a teatro, una stagione con il meglio delle produzioni artistiche nazionali, i grandi protagonisti della scena, le orchestre ed i solisti più applauditi del nostro continente e non solo. 37 le proposte attualmente in cartellone, alle quali si aggiungono numerose attività collaterali con ulteriori importanti appuntamenti che saranno annunciati a breve. Cominciamo, speriamo, almeno una stagione normale, così noi l'abbiamo impostata e così l'abbiamo organizzata, con tutti gli inserimenti che fanno parte delle sezioni di una stagione artistica che noi presentiamo. Quindi abbiamo la spina dorsale portante con i grandi spettacoli classici e meno classici, più da intrattenimento, abbiamo il teatro per le famiglie, abbiamo il teatro per i bambini, abbiamo singole rappresentazioni che completano un panorama ricco nazionale. Noi abbiamo già programmato tutto fino a maggio-giugno del prossimo anno, anche se dovremo inevitabilmente, per la parte organizzativa, dividerci nel periodo ottobre-dicembre, sperando che poi con gennaio si possa riutilizzare la sala a capienza piena. Quindi gli abbonamenti per il momento non si potranno fare a posto fisso, ma si faranno a posto libero fino a dicembre. Per la prosa 26 i titoli in cartellone, con apertura di sipario l'8 ottobre con l'anteprima de La bottega del caffè di Carlo Goldoni nella nuova messa in scena con Michele Placido e la regia di Paolo Valerio. Per quanto attiene la musica, il programma propone 9 concerti sinfonici, 3 dei quali monografici, dedicati ad altrettanti geni della musica di tutti i tempi. Doppio podio al premio narrativa internazionale La Tisana per il Nord-Est. Le migliori opere sono risultate quelle di Lana Bastasic e Paolo Malaguti. Sentiamo. Il premio narrativa internazionale La Tisana per il Nord-Est è andato quest'anno a Lana Bastasic per Afferra al Coniglio, a Paolo Malaguti per Se l'acqua ride. A contendersi l'ambito riconoscimento scrittori nati o residenti in Triveneto, Austria, Croazia e Slovenia, con opere di narrativa ambientate in questo territorio. Per la prima volta nella storia quasi trentennale del concorso, la giuria ha deciso di premiare 2 opere che in modo molto diverso affrontano il tema della memoria e del rinnovamento dell'identità del territorio e di chi lo vive. Partono da una memoria di cose che ci sono state ma che non ci sono più, quindi sono, diciamo, dei testi che vanno avanti e indietro nel tempo. Uno, Malaguti, va indietro addirittura all'alluvione del Polesine, quando una certa realtà culturale e anche, diciamo così, di gestione del territorio è sparita completamente e c'è questa nostalgia forte verso il passato. Afferra al Coniglio è una storia sulla Bosnia, questa identità che continuamente si rinnova in cerca di pace, quindi quello delle 2 protagoniste è un viaggio alla ricerca di se stesso. Mi significa molto questo premio perché il mio romanzo non volevo che fosse un romanzo locale, volevo che sia un romanzo europeo, leggibile in tutta l'Europa, ed ecco questa è una via come ho potuto raggiungere i nuovi lettori. Ricevere il premio La Tisana per il Nord-Est è per la mia storia personale una gioia doppia, perché è stato da qui idealmente che nell'edizione del 2010 avevo pubblicato il mio primo romanzo, ho ricevuto una menzione e questo mi ha aiutato ad aver fiducia e a continuare il viaggio.
Ieri sera in Piazza Libertà ad Udine, in occasione della 27esima edizione di Friuli Doc, al termine di un piacevole e applaudito spettacolo, Elisa Mollettieri ha ricevuto dall'assessore al turismo e grandi eventi del comune di Udine Maurizio Franz la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia, valido per l'82esima edizione di Miss Italia. Elisa, studentessa universitaria di economia, si era già aggiudicata il titolo di Miss Telefriuli. Siamo così arrivati allo sport. Alle 15 l'Udinese riprende il cammino in campionato dopo la sosta, affrontando lo Spezia. Per Gotti un avversario dal gioco sempre propositivo. A mio giudizio ha lavorato molto bene, non ho avvertito quelle sensazioni di superficialità o leggerezza che possono capitare in momenti simili. Sono contento del lavoro fatto. Mi aspetto un avversario molto aggressivo, anche galvanizzato dal finalmente ritorno del pubblico allo stadio, questo stadio che l'anno scorso ha visto la Serie A ma appunto senza il pubblico e pur con capienza ridotta sappiamo essere un posto caldo e che riesce a trasmettere energia. Al di là del sistema di gioco che può giustamente cambiare in relazione al tipo di giocatori che ha a disposizione, Thiago Motta ha sempre dato dimostrazione di grande coerenza concettuale e quindi del cercare di permettersi il maggior numero di giocatori di qualità e è una squadra comunque sempre propositiva. E a Lignano stasera alle 20:30 arriva il Parma di Gigi Buffon. Sarà la prima per Rastelli sulla panchina del Pordenone. Sentiamolo. Naturalmente con lo spirito che ci deve contraddistinguere per affrontare un campionato difficilissimo come la Serie B. Quindi ritrovare quell'umiltà, quell'identità che comunque ha sempre contraddistinto una squadra come il Pordenone. In queste prime 2 giornate normalmente ci sono state delle difficoltà e quindi sta a me adesso trovare la chiave giusta per far ripartire questa squadra. Sappiamo di affrontare una corazzata per la categoria con giocatori di grandissima qualità, di grandissima esperienza, giovani molto talentuosi, quindi sicuramente una partita per noi difficilissima, però la Serie B ha sempre dimostrato che poi le partite vanno giocate e noi cercheremo di giocarla al meglio delle nostre possibilità per mettere in difficoltà il Parma. Per il momento, per l'informazione è tutto, vi auguro un buon pomeriggio con Telefriuli.